Buongiorno ragazzi, per Borghi di Sardegna questa volta siamo a Porto Scuso. Porto Scuso è un centro che è diventato famoso in Italia anche per quanto riguarda le industrie. È comunque una zona che era battuta fin dai tempi neolitici, quindi ci sono scavi archeologici di ogni tipo. Attualmente con la crisi dell'industria è diventata semplicemente una bella cittadina di mare e vi lascio vedere un pochino quello che vi siete persi se non siete venuti a vederlo. Questa è la spiaggia di Porto Paglietto. Qua abbiamo sotto un po' di scogliera e qui di fianco troviamo la bellissima torre. Quindi vi faccio vedere qualche scena, qualche anfratto di questo bel posto che sta vivendo una seconda giovinezza grazie al turismo. Guardate che meraviglia! Ed eccoci qua nel porticciolo turistico. Guardate che spettacolo questo posto. Porto Scuso è un paese molto battuto dai turisti ma anche dagli abitanti del sud Sardegna. Offre diverse possibilità ristorative, alberghiere, e poi spostandosi leggermente dal paese si hanno anche delle spiagge e niente male. La vita qua sta ricominciando nonostante l'industria e speriamo che migliori sempre di più. E intanto facciamo anche colazione. E qui siamo nella zona della Tonara. E adesso cercheremo di affacciarci e dare un'occhiata. Poi c'è anche una barca, Sì, ho visto. ci andiamo? Sì, sì. E guardate che scorcio spettacolare. Carina Porto Scuso, eh? E qua vi faccio vedere un altro scorcio, però con quello che è il passato di questo posto, la ciminiera della centrale. Andiamo avanti. Qui siamo proprio dalla parte opposta della Tonara, attraverseremo adesso quest'arco e andremo a vedere se riusciamo ad avvicinarci anche a quella barca che la mia collega ha appena visto. Qua un po' di storia religiosa. E siamo dentro la Tonara. Guardate che meraviglia. Qui siamo
Vediamo questo pozzo, ce la facciamo. Qua abbiamo dei resti di antiche imbarcazioni. Delle cime. Qui non è fattibile entrare perché è tutto chiuso dai rovi, ma in ogni caso è completamente pieno anche all'interno, quindi andiamo a vedere la parte principale. E questa è una di quelle vecchie imbarcazioni, guardate che meraviglia. Non so se si rende l'idea, ma è piuttosto grande questa barca. Ora non saprei stimare, potrebbero essere un 25 metri, qualcosa del genere, però qua è aperto, quindi qui non c'è neanche una rete. Ok, quindi ci possiamo affacciare senza andare nel punto dove era proibito, ed è davvero bella. Magari ci affacciamo qua verso il mare. Guardate quanto è bello, un vero spettacolo, signori. Viva Portoscusa! Qua siamo nella punta estrema di quella struttura che vi ho fatto vedere. Spero che si senta lo sciacquio delle onde e magari vi avvicino la telecamera per farvela vedere. Qui siamo sotto la grande barca, quella che si vedeva, vi faccio vedere com'è dentro, probabilmente la vedrete meglio voi di me, perché io mi sto letteralmente arrampicando per darvi questa visione. Incredibilmente pensavo fosse tutto marcio, invece è un legno che è ancora abbastanza solido. Lì c'è un argano per tirare sulle reti, suppongo. Ed è tutto molto bello. E qui siamo proprio davanti a questa imboccatura della Tonera, sperando che l'acqua non mi arrivi fino ai piedi. Ed era l'approdo. E certo non si può dire che non sia meraviglioso.
c'è un organo, un bel dipinto qua che rappresenta proprio una scena di pesca proprio nella tonale che abbiamo appena visitato. Bellissimo. Facciamo un altro giro qui verso la torre. Ed eccoci proprio sotto la torre. Qui ve la faccio vedere anche un po' più da distante e procediamo verso l'ancora. Ed eccoci qua. Siamo proprio sotto l'ancora e davanti alla torre. Vi faccio vedere anche il panorama. Da Portoscuso è tutto, spero che questo borgo del sud Sardegna vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao raga!